Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Sempre più donne si dedicano all'odontoiatria nella nostra regione, sono la maggioranza sul numero totale degli studenti di questa specialità iscritti all'Università di Cagliari, ai corsi e ai master post laurea e ricoprono sempre più incarichi importanti in organizzazioni e associazioni dentali. Sono tuttavia meno rappresentate nei congressi dove sono invitate a parlare solo nel 10-15% dei casi. Proprio per equiparare il loro ruolo, il Congresso internazionale dell'Associazione Italiana Odontoiatri, organizzato a Chia Laguna dagli odontoiatri di Cagliari, su delega dell'Organizzazione Professionale Nazionale, è stato dedicato alla gender shift, cioè alla presenza sempre più consistente del genere femminile tra i professionisti che curano i nostri denti. Donne e uomini si sono pertanto divisi equamente la scena e i tempi delle varie sessioni per far giungere a tutti un messaggio chiaro. Anche le donne possono essere brave relatrici e brave professioniste, nonostante siano mamme e mogli. Una realtà di parità portata all'attenzione da questo evento culturale di grande respiro che, grazie al passaparola e al tenace impegno dei suoi organizzatori, ha saputo attrarre in Sardegna numerosi esperti di fama mondiale in odontoiatria provenienti dall'Europa e dagli Stati Uniti, ma anche da Medio Oriente, Africa, Corea e Argentina. Al congresso hanno potuto fare un focus sulle tecniche più attuali, la mini-invasività, l'estetica, la scelta di materiali maggiormente rispettosi dell'ambiente e approfondire l'odontoiatria digitale. La loro presenza ha sancito un concetto importante: ci si può aggiornare e aggiungere dettagli alla propria professione senza necessariamente spostarsi dalla Sardegna. Quante donne hanno partecipato al congresso internazionale AIO? Su circa 500 partecipanti, circa il 50% è di genere femminile. E lo stesso per quanto riguarda i relatori, che è stato proprio un target definito nell'organizzazione, cioè su 70 relatori italiani e stranieri, e 35 erano maschi e 35 erano donne. Questo è stato proprio fortemente voluto da noi, proprio per dare non solo un'idea, ma realizzarlo concretamente. Sono venuti praticamente relatori e colleghi da tutte le parti del mondo, dall'America, dall'Europa e ovviamente anche dall'Italia e anche dai sardi. Come avete fatto a far venire in Sardegna tanti nomi importanti in odontoiatria? E questo è stato il frutto di un lavoro negli anni, che si è concretizzato negli anni. Diversi nostri colleghi che hanno avuto modo di rappresentare a livello presidenziale associazioni internazionali, europee e anche americane, hanno avuto i contatti con tante realtà associative e questo ci ha permesso di realizzare pian piano questo congresso internazionale. Su quali temi ha fatto focus il congresso? Ma il congresso è stato presentato con un tema legato molto all'odontoiatria digitale, cioè alla diagnostica digitale e alle riabilitazioni soprattutto protesiche di tipo digitale. Però associato a questo tema ovviamente si è parlato di odontoiatria, di altri aspetti dell'odontoiatria riabilitativa,
legate alla conservativa, alle cure dentali, legate all'estetica dentale, legate alle problematiche ortodontiche, cioè terapie atte a raddrizzare i denti, e quindi in uno scenario molto ampio di temi trattati si è riusciti a coinvolgere appunto tanti relatori, e tanti colleghi sono venuti curiosi di sentire proprio questi argomenti. Professionisti, donne e uomini nei propri ruoli di dentisti, odontotecnici, assistenti alla poltrona e igienisti hanno seguito un programma multidisciplinare, dettagliato, attuale e condiviso. Il dentista generico è una figura meno presente nell'odontoiatria moderna, sostituita da un dentista che si occupa di settori più specializzati della odontoiatria. In questo congresso infatti abbiamo voluto offrire un percorso formativo differenziato, ponendo l'attenzione soprattutto su quegli argomenti di maggiore attualità come l'estetica, la minore invasività dei tessuti dentali, i flussi digitali, l'utilizzo di materiali più rispettosi per l'ambiente. In tutto questo tempo abbiamo avuto tantissime esperienze nelle associazioni nazionali e internazionali, acquisendo anche cariche di rappresentanza, anche perché l'obiettivo fondamentale di tutto questo era portare l'odontoiatria mondiale in Sardegna. Chiaramente in tutti questi anni siamo stati anche capaci di frequentare moltissime fiere e associazioni internazionali che hanno contribuito ancora di più a rendere ancora più internazionale questo evento, sia dal punto di vista dei partecipanti, dei relatori e degli sponsor. Congresso che per la prima volta si è focalizzato sulla parità di genere in odontoiatria e che ha portato il dibattito su una domanda attuale. La crescente presenza femminile in odontoiatria è una nuova prospettiva, è una sfida futura o entrambe queste dimensioni? È una sfida reale, perché abbiamo le donne in aumento all'università, in odontoiatria e medicina, le donne in aumento nelle leadership di organizzazioni e associazioni, meno ai congressi. Ecco perché noi abbiamo voluto organizzare il nostro congresso dove uomini e donne si dividono la scena allo stesso livello, e per dimostrare che le donne possono essere brave relatrici, brave professioniste, mamme e mogli, gestire lavoro, casa, figli e anche gli eventi extra lavoro congressuali come questo nostro. Quindi il messaggio che lanciamo è questo: possiamo farlo anche noi donne. Qual è il segreto per essere donne e brave professioniste? Oddio, non credo ci sia un segreto, e credo che dipenda molto dalla nostra volontà, perché il mio pensiero è che molte volte noi donne siamo nemiche di noi stesse e pensiamo di essere inadeguate e di non riuscire. E dalla volontà parte tutto. Uno, se vuole, può riuscire a organizzarsi, essere una brava professionista, una brava mamma, una brava moglie, conciliare tutto. È impegnativo, indubbiamente lo è, perché richiede comunque un impegno maggiore, ma se uno si ritaglia gli spazi adeguatamente per ogni parte ci riesce. Il poter fare dipende dal volerlo fare. Se una persona è determinata, ambiziosa, desiderosa di realizzare, credo che riesca e possa farlo a tutti i livelli. La parità di genere continuerà a essere protagonista all'interno di AIO Cagliari. Alla presidente donna si sta già affiancando una vicepresidente, anch'essa donna. Con grande gioia ed entusiasmo. Sono al mio primo mandato e i miei colleghi mi hanno fortemente sostenuta e incoraggiata a rivestire questo ruolo. Ora ci aspetta un altro momento carico di impegni, in quanto ad AIO Cagliari siamo sempre impegnati ad organizzare congressi di interesse odontoiatrico nei vari settori. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito.
Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Immagina un robot umanoide che recita, canta e risponde alle tue domande. L'immaginazione prende vita alla mostra House of Robotics, organizzata da Opificio Innova nei locali della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Un'occasione irripetibile per scoprire l'affascinante mondo della robotica ed essere catapultati nel futuro. Visita il sito robotics.opificioinnova.it. House of Robotics. Nella palestra del Centro Universitario Sportivo di Cagliari l'edizione 2022 di Unica e Imprese, che quest'anno è stata interamente dedicata all'agroalimentare. All'evento curato dalla CREA, il Centro Servizi per l'Imprenditorialità dell'Ateneo del Capoluogo, si sono iscritte 145 aziende sarde dell'agrifood. Unica Imprese 2022 è stata l'occasione irripetibile per un confronto tra i responsabili della filiera dell'ecosistema agroalimentare sardo con i ricercatori dell'Ateneo che operano in ambiti disciplinari differenti, per confrontarsi su nuove tecnologie e applicazioni avanzate, prodotti, processi, promozione e commercializzazione. Un'occasione da sfruttare per discutere sulle nuove frontiere dell'innovazione in questo settore, che potrebbe avere nell'isola ampi margini di crescita. L'evento è stato facilitato dall'Open Space Technology, la metodologia ampiamente utilizzata in quanto efficace strumento di interazione costruttiva per grandi gruppi su temi complessi. Unica Imprese 2022, obiettivi sull'agroindustria, sull'agroalimentare. Noi abbiamo detto nell'apertura che potrebbe essere un settore in grado di dare molto di più al prodotto interno lordo della Sardegna. È d'accordo, Qualvo? Assolutamente sì, è una grossissima opportunità. Credo che se qualcosa, guerra, speculazioni, Covid ci abbia insegnato è l'importanza del settore primario nel mettere al centro proprio il cibo e la produzione del cibo e tutto l'indotto che ne consegue.
La giornata di oggi è utilissima perché c'è un confronto alla pari tra ricercatori e imprese. Abbiamo coinvolto diverse imprese, molte di questi giovani che provengono da varie parti della Sardegna, che hanno necessità e voglia di confrontarsi su quelle che sono le esigenze e quindi porsi anche degli obiettivi nel cosa fare assieme, nel creare energia anche con la scienza, che molto spesso si fanno le cose e poi rimangono nei cassetti. È importante avere questa catena di trasmissione che possa trasferire poi nel campo, nella tavola e al consumatore, che deve essere il nostro alleato finale, i risultati di tanti sacrifici, sia sui banchi che sulle campagne. Le devo fare, Gualbo, una domanda. In questa stagione 2022-2023, per quel che riguarda le iscrizioni all'università con indirizzo mondo rurale, c'è stata una flessione. Perché? Questa è una bella domanda che ci poniamo anche noi. Negli anni scorsi si registravano degli aumenti nelle facoltà agraria e veterinaria, quest'anno è successo quello che dicevi e evidentemente bisogna comunicare ancora meglio. È vero che è un lavoro particolare che merita anzitutto e che lo si può fare solo se alla base c'è tanta passione e magari lo si è ereditato da dei familiari, ma probabilmente spaventa i redditi, i sacrifici che alla base di questo lavoro ci sono. Non demordiamo e le giornate come quelle di oggi servono sicuramente a incentivare sempre più giovani e giovani formati, ed ecco perché l'incontro tra scienza e impresa, in particolare di aziende giovani. Una novità per quel che riguarda l'indirizzo di questo appuntamento con Unica Imprese e, secondo punto, questo sistemarsi a circolo per partecipare. Tutti insieme, 145 rappresentanti del mondo dell'impresa e 100 ricercatori. Sì, innanzitutto abbiamo scelto quest'anno una tematica nel ripartire in presenza anche con Unica Impresa. Abbiamo scelto una tematica che è quella dell'agri-food, quindi l'incrocio, un tema molto importante sia in ottica PNRR ma non solo. Abbiamo scelto questo tema perché è diventato di fatto centrale e legato anche a altre tematiche come quella della mobilità, come quella dell'energia. L'idea è quella di far incrociare la ricerca che fanno le colleghe e i colleghi di Unica con la domanda in qualche modo, cioè quello che le aziende poi dopo chiedono. Ma vale anche il contrario, nel senso che molte volte poi dal raccontare gli avanzamenti della ricerca nascono idee anche per le imprese, per gli imprenditori e le imprenditrici, e questo per noi è molto importante. E anche quindi, rispondendo alla sua domanda sulla modalità, anche quindi l'idea di aver scelto quest'anno come metodologia quella della open space, nel senso che ci sono questi cerchi concentrici che poi vedono le persone cercarsi in qualche modo e poi costituire dei gruppi, parlare liberamente su tematiche dove c'è interesse comune e tirare fuori proposte, se non altro a livello proprio di qualcosa su cui lavorare. Poi sarà il tempo e le persone che faranno crescere le idee. L'agricoltura è tornata strategica, tutti quanti lo sanno guardando un telegiornale, diciamo, la sovranità alimentare, la sovranità energetica è tornata fondamentale per ogni paese, perciò anche qui possiamo parlare anche di una certa sovranità alimentare anche per quanto riguarda la Sardegna nel produrre in questo caso cereali o produrre prodotti dell'ortofrutta, della zootecnia, perché c'è bisogno di giovani che ritornano all'agricoltura e sta succedendo, anche perché visitando le tante aziende ieri della Sardegna, di giovani, manca anche una generazione tra i nonni e i ragazzi di oggi, occorre ricostituirla. Diciamo, ci sono spazi di mercato per fare prodotti in Sardegna e credo che tutto sta andando in questa direzione. Anche il piano di sviluppo rurale, che sono gli incentivi regionali, il piano nazionale di ripresa e resilienza, diciamo, va in questa direzione. Occorre comunque, come essere oggi, partire con delle idee innovative, fare formazione ai giovani agricoltori e perciò per dare anche prospettive di futuro ai tanti giovani, ma anche prospettive di futuro e di crescita economica alla Sardegna.
Una sua riflessione su questo appuntamento, questo confronto fra ricercatori, mondo dell'università e aziende. È un momento per far nascere idee, farle crescere e poi magari trasmettere proprio a questi ragazzi oppure ai giovani che vorranno diventare agricoltori o che sono già tanti agricoltori oggi presenti, per farle poi camminare sulle gambe di questi giovani, per portare sempre più innovazione e alla fine crescita economica e sociale ai territori. Come è nata l'idea di fare una giornata monotematica con obiettivo problematiche del mondo rurale? È un'idea che ho avuto osservando il contesto produttivo della Sardegna, l'importanza di questo settore, il fatto che ci sono amplissimi spazi di innovazione perché è un settore molto tradizionale. Tradizionale va spesso nell'ottica dell'efficienza dell'ambiente, quindi non è che dobbiamo abbandonare necessariamente tutto ciò che è tradizionale, ma tradizione e innovazione si sposano molto bene in questo settore. E poi ci sono tutte le tensioni geopolitiche, insomma, che hanno ridato una centralità al mondo agricolo. Ci eravamo abituati al fatto che ne potessimo fare a meno quasi, no? Che tutto arrivava da altri paesi. E insomma, ci siamo accorti che forse abbiamo un po' sbagliato e dobbiamo tornare indietro. Una grande novità, questo disporsi a cerchio dei 145 imprenditori e dei ricercatori. Però il modo innovativo di mettere insieme la domanda e l'offerta di innovazione, insomma, sembra che sia piaciuto ai partecipanti, oltre 140 aziende, oltre 90 ricercatori. Sono molto fiducioso che ne verranno fuori delle idee importanti. Coldiretti è stato uno dei promotori dell'evento AgriFood Specializzazione 2022 di Unica Impresa ed è un discorso molto importante, l'abbiamo osservato con chi ha organizzato, grazie anche alla vostra collaborazione, perché l'obiettivo è quello di far crescere questo settore. Assolutamente, metto insieme un po' di sillogismi. Fare politica significa operare nel bene comune. È il modo più elegante, quello più prestigioso di amministrare il bene comune, noi pensiamo sia anche questo, cioè quello di essere a servizio delle imprese. Mettere in questo caso l'università, quindi la scienza, a servizio del mondo imprenditoriale per capire quello che è il mondo dell'innovazione, per capire come poter innovare la propria idea, il proprio sogno, credo che sia il modo più elevato di fare politica. Da non sottovalutare il fatto che oggi qua c'è un'organizzazione imprenditoriale, c'è l'università, non c'è quello che è il mondo della politica perché in questo caso non ci fa nulla, ma allo stesso tempo è il modo migliore di fare politica questo. Per cui riteniamo questa come la prima di tante iniziative che si ripeteranno, dove gli operatori della scienza saranno a contatto con gli operatori dell'agri-food e quindi con gli agricoltori della Sardegna per poter procedere a un'innovazione futura. E siamo alle conclusioni di questo speciale dedicato a Unica Imprese 2022 con chi lo ha fortemente voluto, con chi lo segue da 5 anni e mi sembra che sia stato un successo. È una bellissima giornata, siamo tutti seduti attorno a un cerchio per costruire le imprese del futuro, lavoriamo mettendo insieme ricerca, conoscenza, sapere, bisogni imprenditoriali per cercare di uscirne vincitori. E che questo avvenga in un periodo così difficile, uscita dalla pandemia, venti di guerra, lei ha detto è un segnale importante per i giovani che vogliono entrare nel mondo dell'impresa. Esatto, abbiamo bisogno di andare veloci, di investire molto in innovazione, allora ci sediamo tutti davvero attorno a un tavolo, ciascuno porta il suo pezzettino, dà il suo contributo, solo così possiamo rispondere alle grandissime sfide che ci troviamo davanti. Appuntamento con l'edizione 2022 di Contamination Lab che cambia anche nome? Assolutamente sì, abbiamo questo C+ che si focalizza proprio su imprese che hanno un impatto sociale, quindi quest'anno col Contamination Lab proveremo a tirare su progetti di impresa che impattano in maniera significativa sul territorio, ancora una volta l'Università per lo Sviluppo della Sardegna. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere che ne sei? È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Immagina un robot umanoide che recita, canta e risponde alle tue domande. L'immaginazione prende vita alla mostra House of Robotics, organizzata da Opificio Innova nei locali della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Un'occasione irripetibile per scoprire l'affascinante mondo della robotica ed essere catapultati nel futuro. Visita il sito robotics.opificioinnova.it. House of Robotics. Per chi si fosse collegato in questo momento, Panorama Sardo vuole presentarci in un luogo amico della nostra trasmissione, l'associazione Epole di Angelo Concas, e siamo con Anna Saba, maestra di arte bianca. Sì, io vengo da Budusò e sono una grande appassionata di pasta sarda. Tanto è vero che ho imparato la tecnica del Zuvilindeu, che è una pasta molto antica e difficile da lavorare, e sono qui per farlo vedere a tutti voi. Anna, la prima volta che tu hai messo le mani in pasta, ti ricordi quanti anni avevi? Diciamo che è stata un'arte tramandata da mia mamma, che a sua volta l'ha ereditata da sua mamma, e io ho continuato la tradizione sperando di ereditarla a mia figlia. E quando fai questi impasti, che poi possiamo dire sono delle piccole opere d'arte, no? Il lavoro del grano, della pasta, dell'olio, del vino in Sardegna sono delle opere d'arte. Tu quando lo fai, a parte mangiarlo che sono buoni, voglio dire, dove ti portano questi tuoi lavori? Dappertutto. Chiunque sia appassionato di arte bianca, io sono lì per loro. Quanto hai studiato, oltre al talento, perché ci vuole talento, no? Diciamo che è qualcosa che deve nascere. Ho studiato parecchio per imparare Zuvilindeu. Sì. E allora, visto che c'è anche un bel parterre qui di fronte a noi, caro Angelo, ci prepariamo a fare questa dimostrazione, ma io come sempre ti farò la domanda che la qualità non deve mai mancare. Non può mancare la qualità e noi qui a Epole vogliamo che ci sia, quindi cerchiamo di farla conoscere e di portare avanti quello che sono la cultura e le tradizioni della Sardegna. E allora vediamo questa dimostrazione e poi dopo vedremo, Angelo ci parlerà anche di tutto quello che racchiude la giornata di oggi. Allora, iniziamo la lavorazione del Zuvilindeu, che è esclusivamente semola di grano duro e acqua, e poi viene lavorata con acqua e sale. Sposta un po' così. Sì. Come mai hai due di acqua in uno visto che hai messo il sale? C'è un motivo perché sì, due? Perché quando ne ha bisogno useremo l'acqua salata, quando ne ha bisogno useremo l'acqua dolce. Però che quello hai imparato poi negli anni? Senza sale. Senza sale. Così. Sì, così.
Facciamo. Ha una grande lavorazione, ci vuole tempo per lavorarla? Molto tempo. Cosa lo sai di Anna, organizzi anche i corsi privati? Sì, fai anche per prepararla bene, insomma. Quindi ti possiamo contattare per organizzarci per fare i corsi. Si stende sul cerchio di Aspodelo. Questa è quella di asciugare. Qua si fanno 3 strati e poi si fa seccare. Infatti, quello è il coso dove la fai seccare. Sì. E la lavorazione continua così. Vedi che cambia anche il colore, diventa bianca bianca. Ma ti sto dicendo, come la stai toccando, sembra portone. Sì. Io magari ti vedo solo dal sento. Allora vieni, mettimi gli orecchini. Mettimi gli orecchini. Lei lo vede. Sì. E adesso facciamo gli andarinos. Questa pasta è tipica di Usini e viene lavorata con questo vetrino introvabile e con non tanta pazienza nel girare la pasta su se stessa. Abbiamo visto molti ospiti oggi di Epule che si sono cimentati, sono bravi? Sì. No. Tra le prime file c'è tua figlia che ti sta guardando, con occhi mamma e figlia, tu cosa provi? Diciamo che la spettatrice più emozionante è lei, Ho visto che mi guarda ogni volta e anche lei si cimenta a fare su Blindeu. Sì, ma abbiamo visto che col telefono ti sta facendo un reportage, è proprio innamorata dell'arte e della mamma. Certo che sì. E allora il messaggio è di portare sempre avanti la tradizione anche con le difficoltà. Sì, certo, e lei è il mio braccio destro perché la porto con me dappertutto. Abbiamo visto una bellissima lavorazione di Anna Saba e fra poco andremo ad affrontare quella che hai voluto come ennesima giornata che rappresentasse il prodotto sardo, la qualità, ma soprattutto il gusto. E ci andremo a incontrare con esperti dell'olio. Esatto, quello di stasera sarà un incontro in sinergia che parla di educazione sensoriale dell'olio extravergine d'oliva. Quindi faremo sentire difetti e poi pregi di grandi oli di qualità, tra cui 4 monocultivar e 4 invece assemblate, diciamo, ma veramente molto interessanti. Il progetto nasce appunto da Saparte, si chiama Peritastos, diciamo che l'autore è Alverio Cau, che poi ti presento, e da lì abbiamo unito appunto a Saparte Epule, AIRO, che sarebbe l'Associazione Italiana Ristoratori dell'Olio, e Slow Food, che ha un suo intervento per quanto riguarda proprio la selezione di questi oli. Faremo proprio una cosina molto carina, insegneremo a conoscere i difetti, a non comprare quindi l'olio non di qualità. Quando si parla di olio d'oliva bisogna stare attenti, olio d'oliva è un olio rettificato, si deve parlare di oli d'oliva extravergini, quindi lì parliamo di qualità. Okay. Ecco, una qualità che in Sardegna c'è al 100%, però ti chiedo dal tuo osservatorio, perché comunque è un osservatorio che ha una sensibilità completamente diversa da quelli che sono i canoni, mi permetto di dirlo, perché c'è sempre questa difficoltà del posizionamento del prodotto sardo quando il prodotto sardo al 100% rispecchia tutti i canoni di quelle che sono le burocrazie alimentari, chiamiamole così?
Allora, rispetto a tutti i canoni, la nostra qualità è riconosciuta a livello mondiale, tant'è che da poco l'Accademia Olearia ha vinto dei premi importantissimi, l'Accademia è anche il nostro sponsor tecnico qui, un'altra azienda sarda ha vinto dei importantissimi premi. Vinciamo, dico da sardo, vinciamo da una vita. Io ho fatto parte del panel per quanto riguarda la degustazione dell'olio extravergine per la Camera di Commercio per tanti anni, facevamo la selezione per l'Ercole Olivario e quindi abbiamo una realtà veramente forte nell'olio che vince. Le difficoltà dove sono? Che la gente purtroppo manca la cultura ancora, quindi mi secca dirlo, spesso anche il ristoratore che è disattento, AIRO esempio, l'Associazione Italiana Ristoratori dell'Olio, vuole appunto far sì che il ristoratore si avvicini con più attenzione alla somministrazione dell'olio non solo in cucina ma anche a crudo, quindi portare un carrello degli oli. Io, tu sai che ho avuto i ristoranti, a me anche nell'86 io avevo un carrello con 20 oli di qualità, quindi se l'olio viene proposto la gente non può che amarlo. Purtroppo il problema è che quando tu vai a un supermercato un olio di qualità non può costare meno di 25-30 euro al litro, capito? Quindi cosa fanno la maggior parte dei consumatori? Vanno nello scaffale, trovano oli a 4,50, a 5, a 6 euro e comprano perché c'è stato extravergine. E lì è una cosa un po' triste, ci sono le multinazionali che fanno il bello e il cattivo tempo e in linea di massima la gente compra questo. È un grandissimo lavoro, non c'è un gran ricarico, le aziende sarde quindi trovano difficoltà nel lavoro che rischia qualche anno anche di non avere produzione e quindi immaginati quali rischi e poi ti trovi quando un olio sardo viene pagato bene, capito, al litro 15 euro sembra che è un'esagerazione, in realtà il valore dovrebbe essere molto più alto per quello che c'è, per il lavoro che c'è dietro e per la qualità. Tu pensa che ci sono oli extravergini in vendita che costano anche 80 euro. Certo, quindi si compra il prezzo fondamentalmente e purtroppo questo è un errore che si fa con tanti prodotti, dal vino alla pasta a quelli che sono poi diciamo le eccellenze di ogni regione, di ogni posto. E allora ti chiedo, la politica cosa può fare su questo aspetto? Tocchi sempre il tasto, mamma mia. Io sono del parere che la politica potrebbe far tanto, se la politica decidesse di dare un vero contributo. Non è soltanto parlare, diamo una mano qui, diamo una mano là, bisogna mirare, fare degli interventi mirati. La regione Sardegna, esempio, investe magari nel Vinitaly, tu sei stato, l'hai visto, investe svariati milioni di euro, però ti trovi in una situazione dove sei un ago in un pagliaio per certi versi. Sì, c'è l'amante dei vini della Sardegna, magari arriva il cinese, arriva l'australiano, per dire, ma non hai un modo di fidelizzare la clientela. Io ho sempre detto, faccio fiere da 45 anni, sono stato consulente dagli anni 80 della regione Sardegna, ho fatto fiere in tutto il mondo. Ho sempre detto, se vogliamo far mercato, vogliamo far riconoscere la qualità del nostro prodotto, dobbiamo fidelizzare il cliente. Quindi dobbiamo fare eventi dove la Sardegna è l'interprete unica che invita e che fa conoscere i prodotti di qualità. Questo è il mio spirito, spero che prima o poi venga compreso. Allora, grazie ad Angelo Concast, andiamo da Alverio Cao, un altro protagonista di questa giornata, e per le giornate di Epule, quelle estive, basta vedere sui social ufficiali di questa nuova associazione. Nuova, 17 anni di vita, 17 anni di vita, nuovo il centro studi. Vecchia come innovazione, ma soprattutto come qualità, questo è fondamentale. La qualità ci salverà, Angelo. La qualità ci salverà. Grazie Umberto. Ci ha raggiunto Alverio Cao, faccio presentare lui perché i titoli sarebbero davvero tanti, però oggi ti abbiamo qui per Panorama Sardo in veste di... Ma io sono presidente di Asaparte, che è l'associazione che ho creato per portare avanti un'idea che prima era solo un'idea, poi è diventata un progetto che ha come tema il desiderio di provocare, di sensibilizzare la filiera della somministrazione ad una maggiore consapevolezza della qualità dell'olio da usare nella ristorazione, nei gourmet, nei bistrò, agriturismi e quant'altro. Questa è l'idea iniziale e da lì ho sviluppato un progetto per un evento che può svilupparsi in 7 giorni e che grazie all'ausilio di partner come AIRO, che è Associazione Internazionale Ristoranti Olio di Firenze, con i quali io
faccio una precisazione, io oggi sono un pensionato ex dipendente della Camera di Commercio, con la quale ho sviluppato 27 anni di attività che hanno a che fare proprio con l'olio, organizzando premi come il premio Montiferru, e da lì la passione mi ha portato anche ad approfondire la conoscenza. Sono assaggiatore, ho organizzato corsi per altri, e poi ho cercato di capire che uno degli anelli critici della filiera può essere proprio quello, cioè il fatto di arrivare al consumatore tramite dei soggetti che hanno, così come per altri alimenti, vini o altro, una profonda conoscenza della qualità del prodotto. Ci dicevi prima che si parte invece che dai pregi, dai difetti, cioè gustando questi prodotti, oggi gusterete o degusterete 8 oli sardi e andrete a percepire prima i difetti. Esatto. Ce lo spieghi? Ma l'introduzione all'educazione sensoriale vale un po' per tutti i prodotti. In realtà le prime sedute, quelle proprio li chiamano anche test olfattivi d'ingresso, che servono ad allineare proprio la tua capacità e il tuo livello di capacità di recepire dei sentori, parte proprio dall'individuare quelli che sono i sentori, chiamiamoli sgradevoli, che sono un po' comuni a tutti gli alimenti, vuoi che sia il vino, il formaggio o altro. Con l'olio a maggior ragione. Quindi la prima parte è sempre dedicata a far capire al soggetto che si presenta per la prima volta all'analisi sensoriale la sua capacità di individuare i difetti dell'olio, perché è chiaro che se poi tu riesci a capire che quell'olio ha dei problemi, è già una barriera, è già un muro che il cervello ti manda e ti dice meglio non portarlo in corpo. Quindi da lì si comincia la successiva fase, che se invece il prodotto non ha quei difetti comuni degli oli da banco, come dire, degli oli da scaffale, poi ne parleremo meglio stasera, vuol dire che in qualche maniera puoi passare alla seconda fase, che invece è quella di cominciare a memorizzare e a sentire le percezioni positive, quindi le parti fresche, le parti che hanno dei fruttati, mandorla, pomodoro o carciofo o cardo o quant'altro. Quindi si parte in due parti, quindi si parte, dicevi, dai ristoratori, cioè il ristoratore che è uno strumento verso il pubblico, e quindi educare, certo, confrontarsi con i ristoratori poi dà la possibilità di far fruire la qualità. Esatto, in realtà se sarà capitato anche a te di andare magari in giro così per ristoranti da altre parti, in altre regioni, dove magari la cultura del portare a tavola, non dico tanto una carta degli oli, che siamo troppo lontani, però accontentiamoci anche di un piccolo carrello degli oli, 2 o 3 oli, perché sai, si parla sempre dell'olio in ristorante. Hai mai sentito parlare di oli? No, in ristorante ti portano l'olio e basta, e quello è. E tu non puoi neanche scegliere, ma in realtà ci sono centinaia di cultivar che danno, come per i vini, dei prodotti diversi e che tu puoi associare nella stessa cena o nello stesso pranzo alla verdura piuttosto che alla carne o piuttosto che al pesce, un olio diverso. E quindi noi cerchiamo di far capire che è bene portare nella ristorazione almeno un minimo di carrello di oli diversi da portare a tavola, e soprattutto che sia il soggetto che presenta questi oli che sappia presentarli, quindi che sappia quali sono le cultivar, quali sono le qualità e le caratteriali di quelle cultivar e il perché associarle a questo o a quel piatto. Questo è il nostro intento, un piccolo carrello di oli, 3 oli diversi, 3 cultivar diversi, identitari ovviamente, possibilmente del territorio. Beh, in realtà questo sarebbe fondamentale, perché oggi se io vado in un ristorante sardo trovo olio della Puglia, mi auguro che in Puglia ci sia olio sardo, questo è un po', diciamo, lo spirito, però questo carrello, diciamo, che eliminerebbe il problema, perché su 4-5 referenze la maggior parte dovrebbero essere regionali del territorio di appartenenza. Certo, ed è questo chiaramente il nostro intendimento, cioè con un progetto come questo noi andiamo sul territorio e ovviamente andiamo a selezionare prima di tutto gli oli del territorio, è chiaro, però attenzione, noi non è che parliamo, diciamo, categoricamente di dover avere quegli oli, bisogna un po' essere aperti, perché ogni regione ha le sue cultivar e ogni cultivar ha le sue peculiarità ed è molto importante anche sapere
quali sono le peculiarità degli altri oli. Quindi non siamo molto rigidi in questo senso, noi cerchiamo di favorire la qualità degli oli territoriali, quindi non è detto che se un olio è sardo universalmente sia un olio buono, come per tutti i prodotti. Attenzione, non cadiamo in questo tranello, tant'è vero che il progetto non parla tanto di andare a prendere gli oli che esistono sardi e premiarli a tutti i costi. No, il progetto è mirato all'educazione sensoriale, cioè a prescindere da cosa sia scritto nell'etichetta, a prescindere da quello che ti dice l'amico dell'amico, che l'ha fatto in casa o l'ha fatto in cortile, non è quello il problema. Il discorso è semplicemente che va educato il naso. Infatti uno dei progetti, dentro il progetto si chiama proprio Va dove ti porta il naso, cioè quello che conta è il tuo naso. Noi cerchiamo di far capire quindi al consumatore e al ristoratore che quello che conta non è tanto l'etichetta. Sì, una volta che sei fidelizzato con un'azienda, allora sai che quel produttore magari ti dà quel prodotto, però sempre in assoluto quello che conta, siccome siamo animali e noi portiamo tutto al naso, facciamolo sempre avendo la percezione di quelli che sono i sentori difettosi. Questo ci salva. Poi se l'olio sardo nell'olio di quel territorio è di qualità perché non ha difetti, addirittura dei pregi, siamo i primi contenti. Abbiamo scoperto oggi che tu hai collaborato anche qualche anno fa, 17, dice Angelo Concas, alla realizzazione di questa associazione che oggi sta creando delle connessioni importanti, perché tu poi rappresenti anche un ente importante, rappresenti aziende importanti della Sardegna e oggi sarai qui anche per fare un percorso sull'olio, ma soprattutto per le connessioni che sono fondamentali. Assolutamente, sono felicissimo. Angelo è riuscito a creare qualcosa di veramente importante e sarà un luogo aperto a tutti, aperto a tutte le esperienze dell'enogastronomia, quindi non solo vino, birra, ma come vediamo oggi anche pasta, olio, cioè tutte le eccellenze della Sardegna che fanno sinergia insieme per promuovere la nostra isola. Questo è il punto importante. Poi è stato bravissimo Angelo a strutturarla in modo tale da poter fare tutta una serie di eventi, anche mettendo a disposizione la cucina degli importanti chef che già insomma ci sono state diverse occasioni, ma ce ne saranno sempre di più in futuro, e dove appunto gli altri prodotti di eccellenza della gastronomia possono essere uniti ai vini, e in questo caso anche oggi avremo poi una degustazione di oli con abbinamento di alcuni vini ai piatti che verranno preparati, e sono sicuro che Angelo avrà studiato l'abbinamento giusto che possa esaltare sia il piatto sia il vino, e questo è fondamentale. Dunque sono molto felice, orgoglioso anch'io di aver partecipato tanti anni fa alla fondazione di Epure, ma ancora di più al risultato che è stato raggiunto con l'apertura di questa sede, che è veramente uno spazio importante e utile per tutti, e anche noi credo come Asenologi sicuramente verremo a fare delle lezioni, delle serate dedicate all'approfondimento dell'analisi organolettica e per uno scambio continuo e costante anche con le altre associazioni che si occupano di cibo e di vino, quindi da Epule, ma non solo. Angelo è aperto a tutti, quindi ICE, ONAV, Slow Food, chiunque si occupi dell'enogastronomia in Sardegna. È importante perché ci aiuterà a promuovere i prodotti del nostro territorio e in linea generale la nostra isola. Tutti insieme, uniti, si fa forza e riusciamo sicuramente a raggiungere l'obiettivo e a far capire al mondo che abbiamo delle eccellenze assolute. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi,
la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Immagina un robot umanoide che recita, canta e risponde alle tue domande. L'immaginazione prende vita alla mostra House of Robotics, organizzata da Opificio Innova nei locali della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Un'occasione irripetibile per scoprire l'affascinante mondo della robotica ed essere catapultati nel futuro. Visita il sito robotics.opificioinnova.it. House of Robotics. Prima la pandemia, poi gli eventi di guerra stanno cambiando il mondo delle finanze. La scorsa settimana c'è stato un intervento della Lagarde che ha creato un grande problema in borsa. Il fatto concreto, giorno dopo giorno, sta crescendo lo spread così come non accadeva da almeno 2 anni. Come funziona? Di cosa dobbiamo preoccuparci? Ne parliamo con il nostro amico Alessandro Cardia, che è un esperto di finanza e coordina Banca Generali in Sardegna. Sì, il problema dello spread in questo momento c'è sicuramente, è aumentato, non è sicuramente a livelli critici, però sicuramente è aumentato. Questo potrebbe portare a alcuni problemi, potrebbe portare un po' di problemi sul debito pubblico italiano e potrebbe portare un po' di problemi anche ai risparmiatori, perché lo spread va a incidere su quelle che sono le valutazioni dei titoli di Stato italiani. Quindi per chi aveva in portafoglio titoli di Stato in questo momento si vedrà sicuramente dei valori che sono più bassi rispetto a quelli che aveva acquistato in precedenza, mentre viceversa chi può comprarli oggi probabilmente riesce a comprarli a un valore più buono, quindi riesce ad avere un tasso di rendimento più elevato rispetto a prima. L'esperto Alessandro Cardia ci deve adesso aprire la strada e il percorso per tutti coloro che hanno l'altro problema, che è quello del valore del mutuo. Sì, in questo periodo ovviamente sono aumentati anche i tassi dei mutui, in realtà in questo momento sono aumentati principalmente i tassi dei mutui a tasso fisso, mentre il tasso variabile ancora è rimasto simile ai mesi precedenti. Questo perché i parametri di riferimento del tasso fisso sono aumentati, mentre quelli del tasso variabile ancora no. Quindi questo vuol dire che sicuramente oggi chi va a indebitarsi, chi va a prendere un mutuo, soprattutto a tasso fisso, va a pagare di più rispetto a prima. Quindi qual è il consiglio al nostro telespettatore?
Quale deve essere la scelta? La scelta in questo momento è complessa, infatti mentre fino a poco tempo fa si andava a prendere sempre mutuo e tasso fisso, oggi il tasso variabile sta iniziando a essere più utilizzato, perché la differenza che c'è tra tasso variabile e tasso fisso è aumentata. Quindi in questo momento, per prendermi la garanzia di non avere un aumento dei tassi, devo spendere di più rispetto a prima. Quindi il tasso variabile ha ripreso a essere utilizzato. Dottor Cardria, esattamente un anno fa ragionavamo sul fatto che durante la pandemia era aumentato in maniera importante il tesoretto degli italiani. Avevano risparmiato. Sì, avevano risparmiato tanto, sicuramente era aumentato le masse in gestione, quindi le masse risparmiate, e questo dato non è cambiato di tanto. Quindi in realtà i problemi che si sentono, quei problemi economici, non hanno influito particolarmente sui depositi delle famiglie italiane. Quando il vostro cliente preoccupato vi chiama in questi giorni, qual è la risposta che dà il coordinatore regionale di Banca Generali? Beh, sicuramente è un momento di volatilità, ma sappiamo da sempre che i momenti di volatilità esistono, quindi sappiamo che il mercato sale e scende, tendenzialmente poi nel medio termine sale più che scendere. Quindi in questo momento sicuramente ci sono stati degli storni, sicuramente ci sono stati dei valori che sono più bassi, però è anche un'ottima occasione invece per aumentare gli investimenti o per iniziare a investire, perché i prezzi ovviamente sono più bassi rispetto a un po' di tempo fa. Sicuramente non si sa se siamo arrivati a un punto di minimo, non si sa se il mercato inizierà a riprendersi da domani, fra un mese, fra 3 mesi, fra 6 mesi, quindi in questo momento la scelta sicuramente migliore è entrare sul mercato, aggiungere quote sul mercato, ma gradualmente. Quindi decidere di investire una certa somma, ma non tutta oggi, ma investirla nei vari mesi futuri, quindi diversificare il momento di ingresso sul mercato. Le chiedo un'ultimissima riflessione, dottor Cardria. Parliamo di Bitcoin. Voi siete l'unica banca italiana che ha accolto con curiosità, con simpatia, questo nuovo metodo che ha fatto irruzione nel mondo della finanza negli ultimi 10 anni. Sì, il nostro intento era quello di creare un modo più semplice per le persone per poter utilizzare, per poter accumulare e comprare Bitcoin. Il nostro sistema ci permette di avere una serie di vantaggi, come per esempio trasformare gli euro in Bitcoin come se fosse un semplice bonifico, senza dover ricordare delle password, andare a utilizzare dei sistemi magari non italiani, eccetera. Quindi abbiamo reso più semplice l'utilizzo del Bitcoin, ma al tempo stesso abbiamo messo dei limiti molto importanti al loro acquisto, perché il Bitcoin rimane comunque un asset molto rischioso, molto volatile, e quindi non ci sembra il caso di fare investimenti importanti su Bitcoin. Quindi abbiamo reso molto semplice l'accesso al Bitcoin, ma con dei limiti per gli acquisti molto bassi, per evitare che ci si possa far male con il Bitcoin. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Il Memorial Renato Racci è stata una buona occasione per ricordare le tappe di una carriera folgorante quanto sfortunata. Sulla soglia dei 18 anni il nostro campione è già un titolare del dopolavoro San Giorgio di Cagliari, ma il suo grande talento lo porta lontano dalla sua Mandas e dalla Sardegna. La prima tappa lo vede protagonista in Toscana, prima in C con il Prato, 27 reti in 25 partite. E poi a soli 20 anni l'esordio in A con il Livorno. Realizzerà 11 gol preparandosi ad un grande salto di qualità per giocare con alterne fortune nella Juventus, per poi imporsi con la maglia del Milan, che sarà la sua ultima squadra perché a soli 27 anni sarà costretto al ritiro vittima della tubercolosi.
Il 17 giugno avrebbe compiuto 100 anni e per ricordarlo la municipalità di Mandas, con il patrocinio della regione, ha ideato una 4 giorni di importanti iniziative dedicate alla stella del calcio degli anni 40 Renato Racis, il primo sardo protagonista nel massimo campionato. E così l'amministrazione comunale, dopo avergli intitolato lo stadio, gli intitolerà anche una strada, tornei giovanili, la partita del centenario tra vecchie glorie della Cagliari e locali, la presentazione di un libro sulla breve carriera e un premio promosso dalla Stampa Sportiva Nazionale per i migliori elaborati realizzati dagli studenti delle scuole primarie del centro della Tregenta. Buonasera a tutti, volevo approfittare dell'opportunità per ringraziare il Comune di Mandas, Lussi e tutti i giornali sportivi per aver organizzato questo ricordo in memoria di Renato Racis, grande bomber sardo, e li ringrazio perché un ricordo della memoria è una cosa estremamente importante. Ed è molto bello che ci siano delle persone che ancora organizzano eventi di questo genere. Un saluto particolare anche a tutti gli studenti della scuola media che so che hanno partecipato a un concorso sullo sport organizzato da Lussi che include anche temi importantissimi come l'inclusione, il bullismo ed altre questioni molto importanti. Il sindaco di Mandas con questa sua iniziativa dà un'altra possibilità di far conoscere il territorio, l'interno, con nomi che a noi sconosciuti. Renato Racis comunque è un giocatore del 1942 che ha giocato anche nel Milan. In quanti sardi lo conoscevano o lo sanno? Ecco. Questo è un momento che va colto. Io ho dato la mia totale disponibilità proprio perché si può fare promozione anche da questi eventi. Con piacere che voglio ricordare Renato Racis, un grande goleador del calcio italiano che giocò nel Milan nel 1948. E voglio ringraziare il Comune di Mandas e Lussi che con le loro iniziative tengono vivo il ricordo e avvicinano sempre di più i giovani allo sport. Un abbraccio e a presto. È un piacere in questa occasione poter salutare tutti i tifosi del Milan e del Cagliari, di tutta la Sardegna, per ricordare un grande giocatore, Racis, e sperare di potervi venire a trovare a Mandas prima o poi. Un abbraccio. Cos'è stato Renato Racis per il figlio? Ma per il figlio è stato principalmente un esempio, nel senso che noi quando siamo nati avevamo un papà che non era più un calciatore famoso, quindi l'abbiamo visto da un lato come una persona buona, come un padre, e dall'altro un personaggio familiare molto riservato ma che è diventato mitico perché i suoi racconti delle trasferte col Livorno, con il Prato, le esperienze a Milano, le esperienze anche durante la guerra ad Asti e a Torino con la Juventus erano dei racconti proprio straordinari. Immaginate, per un ragazzino che amava giocare a pallone come me, era proprio una figura mitica. Qui a Mandas si festeggia il primo giocatore sardo che abbia esordito in Serie A, sfiorato lo scudetto con Livorno e col Milan, Renato Racis. Che sensazioni si prova? Oggi voi fate la sgambata con le vecchie glorie del Mandas. Che tipo di sensazioni? Veniamo a onorare proprio Renato Racis, visto che è stato uno dei primi capocannonieri della Serie A sardo, e per noi è sempre un merito venire a trovarlo, a omaggiarlo in questa maniera qui. Noi lo possiamo fare con queste partite qui dove ci chiamano spesso a fare. Siamo contenti di questo, anche questo è un merito, venire chiamati per onorare un personaggio del genere a noi fa molto piacere. Poi veniamo sempre disponibili perché portiamo avanti anche un discorso, ci chiamano sempre per beneficenza, per partite di solidarietà, noi dovunque ci chiamano andiamo e adesso ci hanno chiamato per questa manifestazione, siamo venuti, siamo contenti e poi c'è il terzo tempo che è la cosa più importante di queste cose qui. Buonasera. Tu di Buggerro, sì. Renato Racis di Mandas, il primo a esordire in Serie A, terzo bomber sardo di sempre dopo Pietro Paolo Virdis e Gianfranco Zola. No. Che sensazioni ha a ricordare? Beh, se siamo qui è una sensazione piacevolissima perché sai, noi sardi siamo molto legati ai nostri idoli, alla nostra terra, quindi festeggiare
oggi un campione come Renato ci fa enormemente piacere. Aver fatto come ha fatto Renato Racis 51 gol in 134 partite sono numeri importanti. Sono importantissimi anche perché tutti quei gol lì con giocatori che hanno giocato forse anche il doppio, se non quasi il triplo delle partite, non sono riusciti a realizzarli, quindi è quando ancora il calcio era dove si marcava uomo, maschio e tutto quanto. Adesso ormai con la zona, se i giocatori che giocavano prima farebbero faville, farebbero 20-30 gol ogni campionato sicuramente, perché non essendo marcati a uomo con la bravura e l'astuzia che avevano prima sicuramente avrebbe fatto la differenza. Giuseppe Tomasini, capitano del Libero dello Scudetto, capitano anche oggi al Renato Racis di Mandas. Che significato ha ricordare il terzo bomber di sempre della Serie A nato in Sardegna? Ha una grande risonanza, perché emergere in Sardegna è molto difficile, emergere in Lombardia, emergere da altre parti, ma emergere in Sardegna dove la gente viene pochissimo è molto difficile. Si vede che questo Racis sicuramente era un grande giocatore e possiamo dire un fuoriclasse, perché giocare nel Milan essendo nato in Sardegna è sempre difficile, perciò onore al merito a lui e a tutta la Sardegna. Ai tempi di Racis, il Cagliari in quel periodo faceva campionati regionali, poi la C, però abbiamo avuto anche noi gente di spessore che ricordiamo, la storia è bella e bisogna ricordarla sempre. Beh, come dice Gigi, è sicuramente una manifestazione importante, perché quando si ricorda un sardo soprattutto che ha calcato i campi Serie A molto ma molto prima di noi e anche a certi livelli, cioè diventando anche un bomber, il primo bomber sardo con 51 reti fatti tra Livorno e Milan, poi ha giocato con il Milan, quindi è arrivato anche secondo nel campionato dietro il grande Torino, quindi tutto dire, quindi diciamo che ha fatto un qualcosa, ha portato in alto i colori della Sardegna fin negli anni 50, 49 insomma. Gigi diceva 51 reti in un calcio completamente diverso, che forse a partire dal pallone con quello attuale ha poco da spartire, non sono poche. No, certo sono tante, poi ha smesso anche presto, mi sembra, di giocare per una malattia, qualcosa, quindi i gol vanno contati a uno a uno. Adesso è diverso, magari stai tirando verso la bandierina, colpisce qualcuno e ti danno il gol tuo. Prima, se ti toccavano la palla nella linea di porta, era un autogol. Io i gol li ho fatti tutti per il Cagliari, ne ho fatto tanti anch'io, insomma, quindi fra Coppa Italia e tutto, su 420 partite ho fatto 104 gol, quindi il mio l'ho fatto. Umberto Opus, da sindaco, è un momento di partenza oppure abbiamo già un risultato bello consolidato? Abbiamo un bel arrivo sul lavoro fatto e questa regione dimostra che la partecipazione dei bambini, delle comunità locali, di tutti gli attori istituzionali dello sport dimostra che Renato Racis è diventato veramente un fautore di almeno 3 importanti filoni. Il coinvolgimento dei più piccoli, che è la cosa per noi più importante, lo sport che diventa non solo agonismo ma diventa anche memoria, e soprattutto quello che per noi interessa ed è la cosa più importante, che Renato Racis diventa da quest'anno il fautore di percorsi innovativi e il concorso letterario è uno di questi. Ecco, un concorso letterario che dovrà per forza affrontare temi attuali con le nuove generazioni, quindi il razzismo, il cyberbullismo, l'integrazione, spesso ancora peggio l'indifferenza verso il diverso o comunque quello che parte un po' dietro. Questo è un progetto nazionale, come lo vorrete declinare? Per noi l'inclusione è fondamentale, ma con l'inclusione è fondamentale abbattere le barriere, che non sono solo quelle architettoniche ma sono le barriere che ancora oggi vediamo e tocchiamo con mano ogni giorno. Quindi l'obiettivo del Renato Racis 2023 è di far sì che l'inclusione diventi il tema fondamentale non solo per chi parteciperà, ma per tutti quelli che vorranno contribuire a fare dello sport un fattore di aggregazione. Sono arrivati tanti video, citiamoli così a spanne: Baresi, Costa Curta, Zola, Protti, Ciccio Graziani, Marcolin, dimentico sicuramente qualcuno. Qual è quello che l'ha toccato di più? Ma io partirei
per questione anche d'ufficio, dai due bellissimi video del sindaco di Livorno Salvetti e da quello di Prato Matteo Biffoni, dove nei video veramente toccanti dimostrano che Racis è ancora un calciatore ricordato per le sue gesta sportive e soprattutto umane. Piana Stua, Racis, Zidaric e Degano. Questo era l'attacco del Livorno 42-43 che sfiorò lo scudetto. Per tanti livornesi quella squadra è rimasta un simbolo per tantissimo tempo e lo è ancora. Ebbene, questa celebrazione a cui state dando vita è indubbiamente un passaggio a cui anche la città di Livorno tiene in maniera particolare, e quindi a nome di tutti i tifosi, di tutti gli sportivi Amaranto, vi mando un grande abbraccio e con piacere ricordiamo una figura epica, un centravanti e un uomo che ha fatto le fortune del Livorno e che è stato indubbiamente un elemento che si è calato alla perfezione nella nostra realtà. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Immagina un robot umanoide che recita, canta e risponde alle tue domande. L'immaginazione prende vita alla mostra House of Robotics, organizzata da Opificio Innova nei locali della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Un'occasione irripetibile per scoprire l'affascinante mondo della robotica ed essere catapultati nel futuro. Visita il sito robotics.opificioinnova.it. House of Robotics.
Panorama Sardo è fortemente legato alle tradizioni e ogni anno, quando il calendario ci dice e ci conferma che è l'estate, andiamo al Forte Village a trovare il nostro amico Lorenzo Giannuzzi. Diciamo che nelle ultime 2 stagioni lo abbiamo trovato non contentissimo. Adesso il mondo è svoltato? Ma definitivamente è cambiato il mondo. Diciamo che siamo usciti da una pandemia, o almeno spero che siamo usciti da una pandemia, però purtroppo subito dopo ci si è innescata un'altra situazione di altrettanta gravità, quindi insomma diciamo conosciamo un periodo, certamente non è un periodo di pace e di serenità. Tuttavia devo dire che dal punto di vista turistico, che proprio si è manifestata in maniera forte, la voglia di evadere, la voglia di viaggiare, la voglia anche di socializzare. E quindi da quel punto di vista insomma il nostro albergo, immagino anche tutti gli altri alberghi dell'isola, ma in generale il settore alberghiero ha avuto veramente una ripresa notevole. Quindi insomma siamo ottimisti che anche quest'anno riusciremo a fare una stagione di grande livello. E questa è una riflessione che fa un operatore che vede il mercato turistico con 3 percorsi, che sono quello storico del Forte Village, poi quello nuovo, la grande novità del grande albergo di centro città a Cagliari, Palazzo Doglio, e poi Palazzo Fiuggi, che è il fiore all'occhiello, il grande sogno che va a realizzarsi. Sì, tutte e 3 diciamo che stanno lavorando a ritmi veramente importanti. Ovviamente l'ultimo nato, come dicevi tu, il Palazzo Fiuggi, ha un prodotto un po' atipico perché si rivolge essenzialmente a persone che vogliono stare meglio, cioè noi non curiamo gente malata lì, ma noi aiutiamo chi sta bene a stare meglio. E quindi insomma ha avuto anche lì un grosso riscontro a livello internazionale, abbiamo gente che viene dall'Australia, dagli Stati Uniti, dalla Middle East. Che poi lo slogan è accattivante, miglioriamo la qualità della vostra vita. Assolutamente. E soprattutto è basato tutto su prove tangibili che quello succede, perché uno arriva lì, si fa un prelievo, viene fatto un prelievo del sangue, ne viene fatto uno a fine terapia e uno si accorge di come in positivo sconvolgono tutti i valori ematici, i valori organici, e quindi insomma c'è l'evidenza del beneficio tangibile che ha sul nostro lato. Ecco, ma c'è stato un momento, quando è arrivata la pandemia, che tutto questo percorso importante, pensiamo che solo Palazzo Fiuggi, i numeri ci dicono, un investimento di ristrutturazione da 30 milioni di euro, arriva la pandemia, si ferma tutto, c'è stata paura. Beh sì, anche perché diciamo, soprattutto la ristrutturazione è avvenuta durante la pandemia, quindi anche lì ovviamente i costi sono un po' lievitati perché diciamo, dovevamo lavorare con delle procedure veramente molto severe a protezione insomma, di chi ci lavorava, e poi i materiali c'è stata un'escalation di prezzi, come purtroppo sta avvenendo anche tuttora, e quindi insomma chiaramente non è stato un periodo semplice, però abbiamo terminato esattamente alla data che avevamo pianificato, e quindi da allora abbiamo aperto le porte, sta diventando veramente il punto di riferimento in assoluto a livello mondiale del benessere. Sabato prossimo decolla anche la stagione dei concerti. Si debutta, come spesso è accaduto, con Fiorello, apripista, poi ci sarà Grease, poi ci saranno altri appuntamenti importanti in cartellone, addirittura uno con 3 repliche previste perché è già previsto il tutto esaurito. Sì, in effetti Fiorello è un po' di casa qui e soprattutto ci ha sempre portato bene perché in 2 occasioni ha già inaugurato la stagione del nostro teatro, della nostra arena. E devo dire che quest'anno abbiamo completato il quadro con 3 repliche del Notre Dame de Paris,
con Cocciante, potrebbe essere qui per 1 o 2 repliche. E poi abbiamo Grease, un musical intramontabile, e poi abbiamo Mika, che è un cantante che insomma ha una grande visibilità mediatica in questi ultimi anni, quindi insomma con questi artisti chiuderemo la stagione, riapriremo la stagione dell'Arena, e non è detto che all'ultimo stiamo ancora trattando un grosso nome che potrebbe essere la ciliegina sulla torta, ma insomma questo purtroppo siamo in una fase di trattativa, quindi non posso preannunciare chi potrebbe essere. Adesso parliamo di un tema assolutamente importante, di grande attualità. Nella settimana trascorsa in Commissione Trasporti, per quel che riguarda il progetto dell'imprenditore cagliaritano De Pascale di riunire i 3 aeroporti della Sardegna con un unico punto di riferimento. Cosa ne pensa Lorenzo Giannuzzi? Ma secondo me è qualcosa che va valutata molto attentamente, perché insomma chiaramente siamo un'isola, l'unica nostra struttura di collegamento, quindi molte volte quando si uniscono troppe forze che hanno anche interessi competitivi, cioè ce lo dobbiamo nascondere, cioè non è che c'è la gente arriva in Sardegna, la gente va in Sardegna, va a Costa Smeralda, va ad Alghero, viene a Cagliari, per cui insomma voglio dire, poi bisogna stare veramente attenti che poi nell'assemblare non ci sia qualche destinazione che la fa da padrone su altre, quindi io penso che sia veramente qualcosa da valutare molto attentamente, non credo possa essere una scelta fatta un po' superficialmente. È vero che c'è più sinergia, assolutamente, però è anche vero che poi gli equilibri come vengono regolamentati, insomma non è scontato. Siamo vicini all'avvio della grande stagione turistica per quel che riguarda la Sardegna, quindi luglio e agosto, mentre qui al Forte avete iniziato con largo anticipo la stagione, già con eventi importanti come il Festival del Cinema la scorsa settimana. Sì, diciamo che abbiamo questa doppia vocazione che chiaramente ci rende unici, che è quella di essere un albergo, oltre a essere considerato il miglior resort del mondo, abbiamo anche una vocazione in stagioni di spalla, di accoglienza anche di eventi, di grandi kermesse, quindi insomma anche lì abbiamo visto un riscontro di interesse, perché le aziende hanno voglia di far incontrare i vari collaboratori, di premiare i migliori venditori, di esporre, di lanciare nuovi prodotti. E quindi insomma anche la stagione, diciamo, dei congressi ha avuto un gran successo. Sta partendo la sigla di chiusura, Giannuzzi, e la chiusura di questa stagione molti suoi colleghi la vedono sicuramente ai limiti del mese di ottobre, quindi una stagione lunga. Sì. Ma noi pensiamo di andare anche un po' oltre, cioè abbiamo adesso delle trattative per un bellissimo evento a novembre. E quindi avete già deciso di andare oltre? Sì, noi siamo, non è stato inusuale al Forte Village di aver aperto a dicembre, aver aperto a gennaio, dipende un po' anche dagli eventi, le richieste di eventi. Certamente con la creazione qui dell'Arena abbiamo un palaforte dove si possono fare riunioni importanti per un numero importante di persone. Siamo strutturati per poter fare eventi anche al chiuso in periodi fuori stagione, quindi insomma si tratta di trovare l'evento giusto e a volte il problema è piuttosto quello poi di non avere più i collegamenti aerei, e quindi quello insomma ovviamente ci rende un po'
poco competitivi, ecco, rispetto ad altre destinazioni. del terziario, in Sardegna. Su Entu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Immagina un robot umanoide che recita, canta e risponde alle tue domande. L'immaginazione prende vita alla mostra House of Robotics, organizzata da Opificio Innova nei locali della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Un'occasione irripetibile per scoprire l'affascinante mondo della robotica ed essere catapultati nel futuro. Visita il sito robotics.opificioinnova.it. House of Robotics.